Ultima partita prima della pausa festiva nel campionato di eccellenza, forse potremmo anche fare un po' il punto della situazione in questa prima parte di campionato? Ma diciamo che intanto c'è da affrontare ancora l'ultima partita e non sarà una partita facile, la stiamo preparando abbastanza bene perché siamo abbastanza consapevoli che siamo arrivati a un punto in cui non possiamo sbagliare più nulla e non possiamo lasciare nulla a caso. È vero che è andato via scemando già tutto il girone d'andata, possiamo fare un pochino il punto di tutto quello che è stato questo campionato fino adesso. Credo che sia abbastanza positivo, anche se ci troviamo secondi a 6 punti dalla prima per alcuni episodi, magari in qualche partita potevamo dare qualcosina in più, però credo che a questi ragazzi ci sia un poco da rimproverare. Ma andiamo alla partita di domenica. Sì, domenica abbiamo una partita difficile, sempre le partite in trasferta sono partite difficilissime dove credo che noi abbiamo un cammino importante, perché credo che le abbiamo vinte tutte fino a questo momento, però ogni partita ha una storia a sé, la stiamo preparando bene, sappiamo che, come ho detto prima, è una partita difficile, bisogna affrontarla nel migliore dei modi, anche perché vogliamo chiudere bene questa stagione per iniziare bene il nuovo anno. È continuata la campagna acquisti per rinforzare l'organico, proprio insomma in questi giorni è arrivato il giocatore dello Sciacca che era il nostro avversario il giorno prima. Sì, è vero, con la società 2 settimane che ci incontriamo spesso per cercare di valutare un pochino quello che ci può servire per completare un po' la rosa. La settimana scorsa abbiamo preso il portiere a Scuffia, ieri abbiamo chiuso la trattativa con Pietro Balistrieri e quindi stiamo cercando un attimino di colmare alcuni vuoti che ci sono in questo momento nella struttura della squadra, quindi io non credo che arriverà qualche altro giocatore, lo stiamo valutando bene per fare una scelta giusta, però credo che con i nuovi acquisti, con il recupero di tutti i calciatori che abbiamo fuori, vari Marino, Miano, Erbini, sono giocatori importanti che in questo momento ci sono mancati, spero che possiamo iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile. Anche perché si è sempre detto che il girone di ritorno è come se fosse un altro campionato. No, è vero, è un campionato a sé, è un campionato diverso, non sarà facile fare punti fuori casa, tutte le squadre sicuramente e soprattutto quelli che lottano per la zona della retrocessione cambiano atteggiamento, cambia tutto, quindi ogni partita va vissuta al massimo e va affrontata nel migliore dei modi, quindi in questo momento è vero che mancano 16 partite, è vero che abbiamo un cap di 6 punti dalla Nissa, però è anche vero che secondo me ci sono tutti i margini per poter accorciare la classifica.